Buonasera, siamo a Venezia, siamo al Novo Hotel per una serata dell'Ice Veneto, in particolare di Ice Venezia, che ha portato qui un personaggio del vino, un cosiddetto, come si usa a definire oggi, un winemaker, una persona che ha fatto e sta facendo una parte della storia del vino. Siamo con Roberto Cipesso. Ciao Roberto. Ciao. Allora, stasera tu sei qui in particolare per presentare la tua ultima fatica letteraria, che lo abbiamo qui sul tavolo, Il vino, il romanzo segreto, ma però io volevo in qualche modo, ho preso qualche appunto qui, ho sbirciato in rete e ho preso qualche appunto sulla tua genesi, da dove in qualche modo parte Roberto. Innanzitutto diciamo che è un veneto, doc, nasci a Bassano, però poi a poco più di 20 anni sei già in terra di Montalcino. Sì, la mia passione in verità, la mia malattia a 20 anni, a 19 anni era la montagna. Speravo di poter vivere di alpinismo e ho fatto anche delle cose anche importanti e mi ero veramente appassionato. E a 20 anni poi si pensa che si possa vivere di montagna e purtroppo non è così, a meno che non si accettino i compromessi di diventare poi guide o di aprire dei rifugi, ma diventa un'altra attività. E lì poi la vita a volte porta delle occasioni e che vanno un po' colte. E tutto nasce però da una cosa molto triste: perdo un amico in montagna, l'alpinismo ti insegna a lasciare anche, come dire, prenderti del tempo, riflettere. Tutto sommato la scuola della montagna è quella che mi è servita a capire bene, ad entrare nella profondità del vino, e questo ha fatto un po' la differenza. Cioè in montagna si impara a conoscere i propri limiti, ad aver paura, a capire insomma quali sono le proprie qualità, ma anche non farsi troppi sconti, e si impara a osservare, a cogliere i cambiamenti e si è curiosi.